È una sconfitta onorevole quella rimediata dalla pallacanestro Nuoro sul campo dell'Astro Cagliari, un 90-85 a favore dei padroni di casa, arrivato al termine di un tempo supplementare che ha deciso la sfida valida per la sesta giornata del ritorno dalla seconda fase del campionato di Serie D. I nuoresi, già qualificati per i play-off, rimangono al sesto posto della classifica della Pool A. La gara di Cagliari ha visto il Silbones giocare alla pari contro gli agguerriti avversari, questo nonostante l'assenza pesante dello statunitense Nizzi, ma i nuoresi hanno potuto contare sui 29 punti di Azzei, miglior marcatore della sfida. Il primo quarto ha visto i padroni di casa giudicarsi la frazione col punteggio di 21-17, ma i Silbones hanno subito replicato nel secondo quarto, vincendo col punteggio di 22-16 e andando negli spogliatoi in vantaggio sul 39-37. Un +2 che ha lasciato l'esito finale della gara apertissimo. I cagliaritani hanno provato a infliggere il break decisivo nella terza frazione, conclusa a loro vantaggio col punteggio di 25-16. L'ultimo quarto si è aperto con i padroni di casa avanti sul 62-55, ma la formazione barbaricina ha reagito ed è riuscita a pareggiare grazie al parziale di 22-15, che ha fissato il punteggio alla fine del tempo regolamentare sul 77 pari. Per decidere la squadra vincente è stato necessario un tempo supplementare che ha dato la vittoria ai cagliaritani. Adesso i nuoresi devono chiudere nel migliore dei modi questa seconda fase per presentarsi ai play-off in grande sport. Domenica i Silbones affronteranno nella palestra Coni di Via Lazio alle 18 il San Salvatore Selargius, paladino di coda del girone.